Adesso, lo diceva Ilaria, noi passiamo dal paese di Lussu, da Armungia, a quello di Ghilarza, il paese dove è nato un genitore di Antonio Gramsci. Lì c'è un'altra esperienza amministrativa straordinaria, dove un altro giovane sindaco da molti anni si fa apprezzare per la serietà, per la competenza, per la dedizione, per l'amore per la sua comunità. Stefano Licheri è il sindaco di Ghilarza. Sì, ciao Mauro, buonasera a tutti. Allora, prima di dirvi perché sono qua e dove vorrei andare, vi vorrei dire da dove arrivo. Appena annunciato Mauro, sono di Ghilarza. Da 18 anni mi occupo della politica locale in un paese importante del centro Sardegna, eroga tantissimi servizi a tutto il territorio, ma questa passione, questa dedizione l'ho ereditata da mio padre, che per tutta la vita si è dedicato alla politica vera, che è servizio per gli altri. Prematuramente a 75 anni lui è scomparso, allora ho deciso di proseguire, mi sono candidato sindaco, oggi sono sindaco da 8 anni e mezzo e continuo a lavorare, come diceva il mio collega Cristiano da Cabras, per la gente, vicino alla gente, cercando di risolvere i problemi. Non ho mai avuto tessera di partito, perché ho visto che quella politica moderna è molto lontana da quella politica che mio padre ha fatto per tanti anni nel mio paese, nella mia provincia di Oristano. Però ho sempre guardato, ho scrutato il lavoro di Mauro Pili, un mio coetaneo, che ha iniziato anche lui con quella passione a casa sua, a risolvere i problemi della gente, è diventato consigliere regionale, ma ho capito subito che qualcuno l'ha bloccato, perché le persone oneste, che non scendono a compromessi, alle lobby grosse, ha dimostrato nelle battaglie che lui fa e ha sempre fatto, è stato ostacolato. Non è stato messo in condizioni di risolvere i problemi che noi oggi abbiamo nella Sardegna. E allora ha capito, ecco la grande differenza, vado su a Roma in un grande partito, prendo quello che è necessario, la forza necessaria per risolvere i problemi della Sardegna. Però purtroppo anche lì ha capito che a qualcuno non interessava niente della nostra Sardegna, pochi numeri, pochi voti. E oggi ha deciso di lasciare quella poltrona comoda e lussuosa. Ha detto: torno nella mia Sardegna, cerco di convincere i sardi, pochi, ma spero che stavolta siano unidos. È questo che ci sta chiedendo. Uniamoci per difendere la nostra Sardegna. E allora concludo dicendo a tutti quelli che si astengono dal voto perché non ne possono più, a tutti quelli che col voto di protesta votano un partito che non ha idee, che sa solo criticare, lanciare le parolacce contro tutti, c'è qualcos'altro, un'altra persona onesta. I quotidiani sono pieni di gente che hanno preso soldi da tutte le parti, i nostri soldi ingiustamente, soldi che servivano per la politica. L'unico che io ho conosciuto pulito, ma che almeno ha testa e idee per la Sardegna, è Mauro Pili. Adesso, ora ho il coraggio di prendere, decidere, mettermi sul petto finalmente una tessera, che è quella di Unidos, e la porterò orgogliosamente per tutta la vita. Grazie Mauro. Grazie Stefano.